Buongiorno, 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 buon giovedì 28 settembre. È una buona giornata da Barletta West e Lello il Red. Lello il The Red. Voglio farvi vedere il mitico Eraclio stamattina. Francesco, buongiorno. Ciao Michele, buongiorno. Fai i complimenti a tuo fratello per la maratona, un gran bel risultato per lui, complimenti di vero cuore, veramente. Io conosco personalmente tuo fratello, fai i complimenti. Giustamente non mettono mai in risalto queste cose belle di Barletta, dei barlettani che vanno onorando la città nostra dappertutto. È sempre una bella cosa, tipo Loredana Spera è stata veramente una persona, una campionessa. Abbiamo una campionessa e nessuno lo sa, del tiro dell'arco, anche se il tiro dell'arco non è una disciplina molto conosciuta, però è sempre uno sport che va alle Olimpiadi pure al tiro dell'arco, cioè non è molto seguito da queste parti, ma avendo una barlettana che c'è onore di questo, chapeau anche per Loredana, ci mancherebbe altro. Stamattina mi ha detto che Vasco Russo stamattina, ma comunque Vasco ragazzi, mamma mia, sarà drogato, però è qualcosa di eccezionale, veramente qualcosa di eccezionale. E allora siamo quasi a 24 ore da San Michele, da Arcangelo Gabriele e Raffaele. Domani mi capa che da bevo domani, Michele, domani San Michele, il tuo onomastico Michele Di Pietro, non ci devi offrire da bere, Conosci qualche Raffaele tu? Buonanotte, mo ci mi hai alzato, tutto conto. E questo cancello dell'ospedale non se ne parla più di Ah, che bella questa canzone. E convincersi che non esisti più. Ah, è vero, mi chiamo io Raffaele, la mi chiama Lello l'ignorantone. Come lava brucio tutti quelli che ho davanti e ti disegnano come non sei. E allora, qui siamo verso il mercato settimanale Largo San Nicola. Ragazzi, quanti amici che mi chiamano, dice Lello vieni a vedere per favore, ci sono un sacco di immondizie, ci sono un sacco di cose. Lo so ragazzi, non parliamo solo di immondizia a Barletta, Barletta merita molto di più. Domani c'è una manifestazione, ora basta, è anche una manifestazione. Ciao professore, ciao Ruggero, ciao Gerry. È colpa mia. Domani dicevano c'è una manifestazione, ma domani c'è, poi vedi quando tutti insieme si mettono le cose. Domani c'è una bella manifestazione organizzata, ora basta, è una bellissima manifestazione che dovrebbe essere molto sentita per quanto riguarda e concerne il discorso dell'aria pulita, che è molto importante. Poi domani alla cattedrale c'è un concerto gratuito, ci sono mi sa che è un concerto di musica della chiesa con anche altre canzoni dei Pink Floyd, mi hanno detto nella chiesa. Io non lo so di preciso, non voglio incartarmi su certe cose che non so se è così o non è così, però so che domani c'è un
un altro bel evento. E poi domani c'è il nostro grande evento, vedi il rosso, ci fermiamo così possiamo parlare tranquillamente. Adele, buongiorno. Adele, Alessandro, buongiorno, ciao a Leo. Dicevo che c'è anche il nostro evento della chiesa di San Giacomo, che domani uscirà la processione di San Michele, una statua di 500 anni fa, che ha 500 anni, una bellissima manifestazione che ha messo in risalto il grande buon Don Sabino. Ci saremo noi con buon D. Ci sarà anche noi di Barletta Vest che vi allieteremo con delle belle canzoni. Ci sarà Peppino Di Benedetto, ci sarà il nostro grande tenore, anche lui si chiama Alfredo Di Benedetto, Alfred. Ci sarà il piccolo Vasco Rossi, ci sarà una bella poesia, c'è molta carne a cuocere, molta carne. Come al solito noi di Barletta Vest non ci facciamo mancare mai niente. E dicevo che è bella questa è una delle cose più belle di Barletta, queste palme, mamma mia che sono belle. Auguri a tuo nipote Claudio Rossi auguri. Rossella, buongiorno. Michele Di Bari, buongiorno Michele dalla Sardegna, ciao Michele, Barlettano Doc. E dicevo, signori, che domani ci abbiamo da divertirci. Anna, buongiorno a tutti quanti voi, buon caffè, un bel caffè, sorridete alla vita, che la vita è bella e ricordiamoci che è solo una vita, una sola volta si nasce, solo una volta si muore. Godite va avete, cerchiamo di viverla bene questa vita che il buon Signore ci ha donato. Voglio salutare a Sebastiano La Vecchia, il grande Sebastiano. Voglio salutare tutte queste persone che vanno a fare footing. E allora! Scherberg è stata la canzone. Spero che non ce li bloccano. Che poi, signori, siamo quasi... ma come è andata la volta con la Fanov? Dobbiamo ricominciare con la Fanova di Barletta e Avest. Speriamo che ce la fanno fare quest'anno, che qua ci sono dei problemi. E sono le 7:22 dobbiamo tornare alla base, perché siamo quasi in dirittura d'arrivo, perché dobbiamo andare a lavorare, a guadagnarci il pane quotidiano che ci dà il buon Dio. Ecco qua, guardate che bella, da questi lift senza precedenti. E vai! Numero 1, voglio a come volete la mattina, quando ne volete. Cioè veramente questi non hanno capito che col telefono non possono più giocare, non si riesce a capire. Vabbè, fino a quando ci va bene tutto ok. Io ce l'ho qua perché le mie mani sono queste, io non sto col telefono, io ho il portatelefono comprato proprio per fare le dirette, non diamo fastidio a nessuno. E allora vi voglio rinnovare il mio buongiorno con un'altra delle chicche di Barletta, cioè i proverbi barlettani. Sputa in giro che invece sputa in cielo che in faccia ti viene. A volte è così. Con questo detto il barlettano vi auguro il meglio del meglio
auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, ma qualsiasi ricorrenza, auguri di vero cuore. Domani la mia mamma fa 85 anni e ringrazio il buon Dio che finora ce l'ho sempre con me. Vi auguro un buon giovedì, spero che qualsiasi progetto avete vi riesce. Barletta Avest è con voi. Ciao, Barletta e Avest.